Dal re, chi lo proteggi la montagna, un nego sulle fa la già bugiata, livrazza dallo mare ci la bagna, guarianno per tutta la giornata. Signore e signori, buon pomeriggio e bentrovati presso la sede dell'Accademia Kandinsky che ci ospita per questa presentazione del libro degli amici Barone e Gerbino dal titolo Cenni di ortografia siciliana. Un libro questo che, come dicono gli autori, vuole contribuire a rendere più fruibile la forma di scrittura della lingua siciliana, più comprensibile ai giovani del nostro tempo. Lo scopo di Barone e Gerbino non è certamente quello di stravolgere quanto è stato fatto fino ad oggi, ma di indirizzare poeti e scrittori a una forma di scrittura più omogenea e comprensibile in ogni parte della nostra Sicilia. Come e perché ce lo diranno prima il relatore e poi loro stessi. Ma chi sono questi autori nella vita di tutti i giorni? Giuseppe Gerbino, castellamarese, è sposato, papà di Vincenzo ed è un insegnante. Poeticamente affermato, vincitore di innumerevoli concorsi letterari, è divenuto nel giro di pochi anni una piacevole rivelazione nel campo della poesia dialettale e presto è stato chiamato a assolvere incarichi di rilievo, quale la vicepresidenza della NAPS, che è l'Associazione Nazionale Artisti, Poeti e Scrittori, la vicepresidenza del Centro Culturale Peppino Calega di Castellammare, la responsabilità del settore poesia dialettale per la zona di Castellammare del Golfo per l'Associazione IO e quindi la collaborazione con il mensile Epoca Nostra. Ha pubblicato un libro di poesie in lingua siciliana dal titolo Me frati arbolu. E poi Nino Barone, ericino di nascita, trapanese d'adozione, anche lui sposato e papà di due splendidi ragazzi, Mario e Flavio. La vita lavorativa lo vede impegnato come assistente educatore presso la Fondazione Auxilium. Anche Nino Barone risulta vincitore di molteplici concorsi poetici e sue poesie sono state inserite in diverse antologie, riviste di settore e di lui si parla in diversi articoli nel campo della cultura popolare siciliana come uno dei promotori della lingua dialettale. Il suo interesse nel campo culturale verte verso la storia, la letteratura e senza ombra di dubbio verso le tradizioni popolari, tanto da essere parte attiva nella famosa processione dei misteri di Trapani, nella veste di console con il ceto dei metallurgici. È il fondatore di Epoca Nostra ed è ideatore e organizzatore di manifestazioni di un certo spessore, tutte volte alla diffusione, al recupero e alla conservazione della lingua siciliana. Anche lui ha pubblicato un libro di poesie in lingua siciliana dal titolo Ascia Tuzza. Nel ringraziare l'artista Antonio Papa che ha aperto la manifestazione con Lume Paisi, brano musicato dallo stesso su un testo di Giuseppe Gerbino, per la partecipazione a questo pomeriggio con noi dedicato alla cultura siciliana, volevo chiamare con me l'assessore Scalabrino in rappresentanza del Comune di Trapani per ringraziarla della sua presenza e della partecipazione del Comune in questo evento, e a lei cedo il microfono. Buonasera a tutti, vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi dato questa possibilità. Non conoscevo questa associazione, è da circa 7-8 mesi che sono presente quasi in tutte le manifestazioni. Ho avuto modo di apprezzare il lavoro preziosissimo che si svolgono sul piano culturale. È una bellissima realtà di cui noi dovremmo essere fieri e quindi porgere tutto quello che possiamo sul piano del sostegno, sul piano del riconoscimento, perché non si disperda un patrimonio culturale e spirituale di cui loro sono non solo fautori, ma diventano anche testimoni. Sono bellissime le poesie, io molte le conosco, le ho sentite recitare direttamente agli autori in diverse occasioni, ma stasera apprezzo particolarmente, ed è per questo che sono qua anche in rappresentanza del sindaco e dell'amministrazione comunale a portare il saluto dell'intera giunta e dell'amministrazione comunale, apprezzo particolarmente questo ultimo sforzo letterario, quello cioè di dare una connotazione ortografica e quindi una forma alla scrittura. L'apprezzo per due ordini di motivi, perché sono una donna di scuola e quindi non posso non comprendere quanto sia importante creare le condizioni migliori perché non diventi
soltanto uno studio da addetti ai lavori, ma è giusto che nelle scuole i bambini, gli alunni apprendano, conoscano la musicalità e, se mi permettete una parola più difficile, la semantica di questa nostra bellissimo dialetto siciliano. Ha delle sfumature che vanno comprese soltanto se vengono apprese nella loro diretta musicalità. Ecco, io mi auguro che l'opera che voi avete intrapreso, ho dato qualche occhiata al libro che avete pubblicato stasera, possa essere seguita da ulteriori sforzi, trovando incontri e non scontri per attuare una lettura che sia agevole anche ai bambini. Non deve essere un motivo di divisione, trovare delle soluzioni che non sono di compromesso, la doppia D, la doppia L, eccetera eccetera. Se si fermano a dissertazioni culturali fini a se stesse, si perde di vista quello che è l'obiettivo, cioè la fruibilità da parte di tutti. Io mi auguro che questo lavoro culturale possa seguire ulteriormente nel tempo e spero di poter partecipare ad altre circostanze di questo genere, cogliendo l'occasione per fare a voi tutti gli auguri non solo di un sereno Natale e di un felice anno nuovo, ma soprattutto perché la vostra attività letteraria continui ad affermarsi nel nostro territorio, che ha bisogno di trovare fautori del nostro diritto sul piano antropologico ad avere un'identità culturale. E io cedo il microfono al responsabile dell'associazione culturale Alberto Criscenti. Questo è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il 2011. L'ultimo appuntamento con la 16ª pubblicazione promossa dall'associazione O, un fatto che non ha riscontro nella storia della nostra associazione in 25 anni di attività. Quest'anno abbiamo battuto davvero il record. È ormai un fatto risaputo che l'associazione culturale Busetto Polizzolo da alcuni anni a questa parte è promotrice di un progetto che riguarda lo studio, la valorizzazione e la divulgazione della lingua siciliana, e che tra le varie iniziative intraprese per la promozione del nostro idioma, quelle relative alle pubblicazioni di sillogie poetiche hanno assunto una importante rilevanza, contribuendo notevolmente a tenere vivo l'interesse per questa nostra bistrattata lingua. Il fiore all'occhiello dell'associazione è senza dubbio la pubblicazione della nostra grammatica siciliana di Vito Lumia, un poeta e studioso della lingua siciliana, marzarese di origine ma trapanese di adozione, la cui peculiarità consiste nel fatto che è stata scritta tutta nella lingua siciliana. Signore, buonasera. Tra i motivi che hanno spinto i nostri due giovani autori a mettere per iscritto queste riflessioni a cui tengono tanto, c'è anche il fatto, ed è stato anche citato, il fatto che la Regione Sicilia alcuni mesi fa ha profilato la possibilità, quasi come un dovere per gli insegnanti di italiano specialmente, che nelle scuole di ogni ordine e grado si insegnasse il dialetto siciliano, cioè proprio un'iniziativa che veniva dall'alto per aiutare la cultura locale in definitiva e le nostre radici. Grazie Giuseppe, ho capito che parlavi di me quando ho detto una bimba bellissima, poi il resto non lo so. Allora intanto buonasera a tutti. Io ho scritto già 2 parole che sono state pubblicate per l'antologia. Quando i ragazzi mi hanno chiesto tempo fa di scrivere
su questa loro iniziativa. Il primo interrogativo in testa dissi: ma perché chi si chiamano Gerbino e Barone, non Barone e Gerbino? Sarà perché uno chiaro, anche loro più chiaro, Gerbino è più basso, o chi non esce dopo e chi non esce prima, non lo so, non c'è una gerarchia, forse Gebba ci viene a usare il budget. E quindi, vabbè, ma al di là di queste considerazioni che lasciano il tempo che trovano, ho ritenuto non dover ripetere il breve intervento che ho fatto tempo fa quando abbiamo pubblicato questa bellissima pubblicazione, che io ritengo possa essere antesignana di tanti altri che possono venire, sia per solcare ancora questa strada che secondo me è fondamentale, ma è, ritengo, il primo gradino di un percorso molto più lungo che noi potremmo fare assieme, separatamente, ma meglio se lo facciamo assieme. Buonasera a tutti, grazie. No, scherzavo. Intanto veramente grazie per essere intervenuti qua. Ringrazio principalmente l'associazione O per aver promosso questo lavoro mio e di Nino. E ringrazio particolarmente i miei colleghi che mi hanno raggiunto da Palermo, quindi per me è una cosa. Poi vorranno qualche supplenza, però. Allora, diciamo una cosa, perché? Innanzitutto perché abbiamo visto che Tumberello, quell'altro, cioè, vivono di gran lungo oltre il 90° anno d'età, quindi porta bene studiare il siciliano. Quindi questo penso che sia già abbastanza un motivo più che valido per studiare il siciliano. Allora, scherzi a parte. Perché è nata l'esigenza, fra virgolette, di scrivere questi cenni? A parte che noi abbiamo avuto la fortuna che purtroppo molti poeti dialettali non hanno. Cioè quella di conoscere appunto Roberto Criscenti, Professore Vitale, Marco Scalabrino, studiosi, non solo poeti, studiosi della lingua siciliana. Perché lingua? Io non vorrei entrare nel merito, anche perché molte cose sono state dette dai relatori precedenti, il resto lo abbiamo scritto qua. E comunque, professore, il lavoro continuerà, già c'è in cantiere il proseguio di questo opuscolino. Perché lingua? Perché se dialetto fosse, o se si trattasse di dialetto, sarebbe tale solo se derivasse dalla lingua ufficiale. Ma poiché quello siciliano non deriva affatto dalla lingua italiana, non è dialetto, anche perché si parla di lingua siciliana già nel 1230, alla corte di Federico II, con la scuola poetica siciliana, bla bla bla. Ripeto, non voglio entrare nel merito di questo, anche perché l'abbiamo già scritto. Quindi perché abbiamo sentito l'esigenza di scrivere questi cenni? Perché nonostante, e ringraziamo per carità, noi siamo stati molto fortunati, perché Scalabrino, il professore Vitale, Criscenti, Lumia, Camilleri, tutte persone di una certa età, o quantomeno più grandi, non hanno avuto la fortuna, o quantomeno che abbiamo avuto noi, cioè di conoscere gente già che aveva gettato non le basi, ma molto di più, e non hanno avuto gli strumenti di cui noi possiamo utilizzare, per esempio internet, quindi una ricerca veloce, le loro precedenti pubblicazioni, le grammatiche. Quindi noi siamo fortunati ad aver avuto un materiale, cioè abbiamo avuto la strada spianata. Questi cenni perché? Perché nonostante troviamo tutte queste grammatiche precedentemente già fatte, abbiamo visto che tutti studiosi di una certa rilevanza, per carità, tutti degni di rispetto, però c'erano delle incoerenze. E allora, come diceva Marco, alcuni, vabbè, un uomo scritto così, è giusto così. Vabbè, Ulisse Camilleri che aveva 90 anni, allora è giusto così. No, prendetela per presunzione, prendetela. Noi la chiamiamo solo passione e voglia di, in un certo senso, dire anche la nostra. Ripeto, questi cenni, in particolare, c'erano delle discordanze in quelle che erano le scritture precedenti, e quindi abbiamo cercato di motivare il più possibile quella che era la nostra linea Gebba, poi così abbiamo chiamato perché Gerbino Barone, di fatto ne scegliamo Gebba,
poi ho buscato un dice allora prima un nome. J. Allora, appunto essendo poeti, naturalmente il nostro mondo, mia moglie mi vuole ammazzare purtroppo, così, è quello della poesia, quindi ci si confronta spesso con altri. E purtroppo molti poeti dialettali, visto che è una lingua che abbiamo appreso oralmente e che nessuno ci ha spiegato come la si possa scrivere, la scriviamo così come l'abbiamo appresa, quindi foneticamente. Ora, che cosa succede? Perché questa differenza fra fonografismo ed etimologismo o etimologia alla parola? Perché noi lottiamo, tra virgolette, per l'etimologismo? Perché il fonografismo non funziona. Lo vedrete, lo leggerete tramite alcuni esempi che abbiamo scelto qua. Un altro esempio, e io porto spesso, facilissimo. Noi abbiamo una parola nella lingua siciliana, faccio quella che uso per fare questo esempio, giorno. Bene, questa parola la scriviamo J-O-R-O, giorno. Però questa stessa parola, durante una conversazione, la pronunciamo in 3 modi diversi. Giorno, un giorno, giorno per giorno. E non funziona più. Abbiamo detto di no, scusa, ma è possibile che in una lingua che una stessa parola scriverla in 3 modi diversi? Non è possibile. E allora perché? Quindi abbiamo studiato, non siamo stati prima attenzione a scoprire perché questa cosa, però ci siamo interrogati perché. Quindi è importante l'etimologia. Poco fa il professore ha detto dell'ortoepia, cioè lo studio della pronuncia. Questo, se noi studiassimo la lingua siciliana a scuola, come l'inglese, per esempio l'inglese TH sanno che si pronuncia io non conosco bene l'inglese, comunque più o meno è quello. La stessa cosa vale per la lingua siciliana. Noi sappiamo che se scriviamo la parola intanto sempre con la J, iornu, iornu, tramite l'ortoepia, quindi lo studio della pronuncia, poi sappiamo che è una questione fonetica e ci viene in automatico leggere giorno, giorno, ma la parola è scritta sempre nella stessa maniera, con la J. Su questo non ci piove. Altro handicap, tra virgolette, del fotografismo: la sintassi sballa totalmente. Per esempio, noi diciamo ma birre sono cucinate a banna. Bene, ci sono poeti che scrivono a birre, legando, componendo la posizione semplice e il verbo. È una questione fonetica. Noi dobbiamo scrivere a vivere. Poi quando parliamo è normale, è la stessa cosa. Per esempio, faccio l'esempio con l'inglese, perché già la lingua inglese è una lingua presa, diciamo, come lingua madre da tutta l'Europa, non da tutto il mondo ormai, quindi figuriamoci. La lingua inglese è everybody, ok? Dicono everybody con la R, ma si scrive con la D, everybody. Quindi ora, se anche nella lingua inglese ci sono queste, diciamo, differenze di pronuncia, nella lingua siciliana, che è una lingua già affermata, per carità, nessuno ci fa caso, nella lingua siciliana è stata attaccata proprio per queste fesserie. Proprio sono state queste cose che hanno permesso, purtroppo devo dire, perché quelli che ci hanno, tra virgolette, oserei dire, il potere affinché possa diventare lingua, sono gli insegnanti universitari. I professori universitari in un certo senso la snobbano o quantomeno cercano di indirizzare gli studi su quelle che sono le loro esigenze. Lasciamo stare. E quindi dicevo, è nata l'esigenza mia e di Nino di fare chiarezza, diciamo, su questi cenni su cui ancora ci sono delle discordanze. Per esempio la doppia antica comunale nel trapanese esiste, ma lo sapranno bene i miei colleghi palermitani, voi pronunciate cavaddu, la doppia antica comunale non la pronunciate. E ora è possibile che da 500 anni che studiosi litigano affinché un fonema
diventasse grafema, bloccando veramente l'iter dell'ufficializzazione della lingua siciliana. Non faccio più ulteriori esempi, anche perché Dino aveva pensare che fa così sotto la tavola. Ma infatti non capivo, vedo Se no dice tutto lui, io dico che a fare. vedo che ti voglio bene, però faremo un piedino addirittura. Già addirittura ci hanno scambiato, cioè che Alessandro dice ormai è una coppia di fatto. Ormai le fare la domattina cosa poi se no assegni familiare. Allora, io veramente vi ringrazio della partecipazione, sono emozionato, si vede che sono emozionato. Poi da lunedì in poi vi devo una supplenza, sono insegnante di sostegno, quindi devo mangiare. Sostegno allora, io direi di chiudere qua per quanto mi riguarda, passo la parola al mio amico, fraterno, veramente compagno di viaggio, Dino Barone. Grazie. Buonasera a tutti. Non siamo una coppia di fatto, siamo mai fatto una coppia. E non è vero neanche che Capodanno per la linea Geba. Volevo dire a Marco Scalabrino che linea Geba suona meglio di linea Bage e come morire per esempio San Mumeo o Meo Sangu. È una cosa assurda, quindi abbiamo lì tenuto e poi siamo stati pure coerenti perché non essendo fautori del trattino d'unione non ci abbiamo messo neanche il trattino d'unione e siamo un tutù. Comunque intanto buonasera a tutti e grazie per essere venuti in questo ultimo appuntamento dell'associazione. Io con questo nostro lavoro Cenni di ortografia siciliana è un lavoro dove come ha detto Gervino trattiamo delle argomentazioni, non tutte, riguardanti appunto l'ortografia siciliana, argomentazioni peraltro trattate già da tantissime e autorevoli voci del panorama siciliano, studiosi, però noi da poeti militanti e non da studiosi ma da studenti ci siamo così accostati, ingugnati a questa lingua siciliana perché per primi scriviamo in siciliano. Io quando mi viene l'ispirazione non penso né in italiano, non scrivo, penso in siciliano e mi sono chiesto per primo, io da militante, da scrittore della lingua siciliana, come scrivere in maniera corretta questo siciliano. Abbiamo cominciato poi a leggere testi, a consultare autori scomparsi, autori di altri secoli, altre epoche, abbiamo confrontato, ogni autore ci dava, non lo so, qualcosa sempre di diverso rispetto a questo punto. Parlava Marco Scalabrino di questo bisogno, abbiamo sentito questo bisogno irrefrenabile di un confronto perché volevamo dare, come dire, una risposta a tutti questi nostri dubbi nello scrivere appunto il dialetto. Io non mi voglio dilungare troppo perché Giuseppe ha già esposto, Giuseppe ha già dato una panoramica del lavoro svolto in maniera più tecnica e volevo solamente ringraziare ancora una volta l'associazione IO che ancora una volta e per l'ennesima volta ci ha sostenuto. Volevo ringraziare i relatori che hanno creduto in questo nostro progetto, si sono, come dire, identificati, rispecchiati in questo nostro percorso, Marco Scalabrino e il professore Vitale. E poi volevo ringraziare pure Gervino perché è stato sempre compagno di viaggio e diciamo che è un piacere studiare con lui. Io studio con lui attraverso il telefono
ci siamo fatti abbiamo delle promozioni speciali per parlare, perché il nostro confronto, il nostro studio è più telefonico che poi alla fine pratico, cioè attraverso il telefono riusciamo a capire determinati concetti, e questa è una cosa bella. Perché al vivo rischierebbe di prenderle, quindi No, volevo dire una cosa. Poc'anzi Marco Scalabrino ha parlato di Carmelo Duccitto, che è un'autorevole voce, uno studioso di lingua siciliana, e diciamo che l'argomento lingua siciliana è stato nei secoli sempre motivo, in un certo senso, di discordanze tra gli studiosi. Non si è mai arrivati a mettersi d'accordo su come scrivere questo dialetto. Ancora oggi questo dialetto, e non lo dico io, Marco Scalabrino, ma proprio gli studiosi, non vive di ottima salute. Questo è stato ancora un motivo in più che ci ha indotto a proseguire in questo cammino, in questo studio, a approfondire determinate appunto sfumature e argomentazioni. Carmelo Duccitto scrive in una sua relazione, che io peraltro abbiamo pure pubblicato: la poesia in dialetto richiede la poesia in dialetto richiede almeno l'osservanza di elementari regole grammaticali proprie di qualsiasi lingua, quelle regole che non si potevano pretendere dal poeta popolare, che era incolto. Oggi, scrive sempre Carmelo Duccitto, il poeta è una persona colta, e se vuole scrivere in dialetto deve conoscere le più semplici norme di grammatica e di sintassi, argomento che Marco Scalabrino ha un attimino esposto. La mancata osservanza della grammatica va, tra l'altro, a discapito della comprensione del testo da parte del lettore. Uno non può scrivere in lingua siciliana come crede, come vuole, a volte anche inventando, un'ortografia così spontanea, immediata. No, bisogna seguire determinati criteri. Il criterio per scrivere bene l'ortografia è quello di conoscere le basilari regole di grammatica, e poi per scrivere bene le parole in siciliano c'è bisogno di fare uno studio sulla derivazione della parola. Questo è lo studio che noi, insieme al sostegno di tanti amici che hanno già prima di noi fatto un determinato percorso, stiamo facendo con Giuseppe Gerbino. Per quanto riguarda il discorso delle scuole, diceva Marco Scalabrino che è un qualcosa di facciata questa legge approvata. Effettivamente lo è, io me lo aspettavo e non mi sono fatto grilli per la testa. Le scuole non mi cercano, siamo stati noi a cercare le scuole, siamo andati presso le scuole. Vi ricordo solo che la manifestazione di domenica scorsa, molti di voi c'erano, Puruniaci, parlava in dialetto, che è una manifestazione dedicata ai bambini, è nata proprio nella scuola. È nata alla terza elementare del plesso Guglielmo Marconi, dove la maestra ha accolto una mia proposta, ha preparato i bambini, e da questo progetto poi siamo giunti alla quarta edizione. Quindi voglio dire, volere e potere, noi non ci fermeremo qui. Peppe Gerbino ha detto che l'anno prossimo probabilmente il volume sarà ampliato con nuovi approfondimenti. E niente che dirvi, grazie a tutti e spero che non siamo stati pesanti. Buonasera. Bene. Grazie a Nino Barone e Giuseppe Gerbino, ai quali secondo me va il merito di essersi proposti in questo panorama con grande umiltà.